quella è la destinazione. Radio Libertà, vi aspettiamo. Direi che siamo alla resa dei conti. Va ora in onda la rassegna stampa. Un cordiale buongiorno a tutte le ascoltatrici e a tutti gli ascoltatori da Giulio Cainarca. Ben trovati all'appuntamento con la rassegna stampa. Sono le 7.32, venerdì 7 aprile, venerdì santo, che celebreremo anche musicalmente, come abbiamo fatto tutti gli anni, con una primizia, tra l'altro, perché ha debuttato da poco in Italia, un'opera di Arvo Pärt, compositore del sacro moderno straordinario, bellissimo, e comunque ha debuttato con questa opera, Adam's Passion, la passione di Adamo, che ascolteremo in un estratto naturalmente più tardi. Intanto, come sempre vi ricordo il sito radiolibertà.net, la pagina Facebook di Radio Libertà per il palinsesto quotidiano, l'agenzia ANSA, che vediamo subito prima degli articoli principali di oggi, dedicata in primo piano a Berlusconi. Reagisce bene alle cure, dice il figlio Pier Silvio, papà è un leone, una leucemia curabile. Telefonata a Meloni e Salvini durante il Consiglio dei Ministri, le condizioni di Berlusconi registrano un incoraggiante miglioramento, ricoverato in terapia intensiva per la cura di un'infezione polmonare alla quale si abbina poi una leucemia cronica, ma curabile, dice il dottor Zangrillo, che lo segue da anni. Berlusconi chiama i vertici di Forza Italia, ieri ha parlato con i rappresentanti del partito, il paese ha bisogno di noi, ha parlato anche con Augusto Minzolini, che dedica le prime 3 pagine del giornale, lo vediamo tra poco. Al colloquio con Berlusconi, nuovi bombardamenti di Israele nel sud del Libano e poi l'Ucraina e il New York Times, che parla di carte segrete di Stati Uniti e NATO pubblicate sui social. Si tratta di piani per rafforzare l'esercito ucraino. Fuga di notizie manipolata da Mosca, scrive l'ANSA in prima pagina, in primo piano. Di che si tratta? Di documenti top secret degli Stati Uniti e dell'Alleanza Atlantica, della NATO, sui piani per rafforzare l'esercito ucraino in vista di un'offensiva contro la Russia. I documenti sono stati pubblicati in settimana sui social, rivela il New York Times citando fonti dell'amministrazione americana. Il Ministero della Difesa e il Pentagono ha aperto un'indagine sulla fuga di notizie su Twitter e Telegram, piattaforma quest'ultima con oltre 500 milioni di utenti, disponibile in Russia. Secondo le fonti, i documenti sono stati modificati in alcune parti rispetto al formato originale, scrive l'agenzia ANSA in primo piano. E ancora dalla prima pagina, l'home page dell'ANSA di stamani, ok alle assunzioni nella pubblica amministrazione, 2100 nelle forze dell'ordine, lo ha deciso il Consiglio dei Ministri ieri col decreto siccità. Arriva il commissario straordinario nazionale, mentre slitta il disegno di legge concorrenza che riguarda anche gli ambulanti. Il ministro Valditara, istruzione e merito, dice subito via il piano di assunzioni nella scuola, poi lo vedremo più in dettaglio il tutto, quello che ha deciso ieri il Consiglio dei Ministri, incentivi contro la fuga dei cervelli, più 30% i compensi.
In primo piano anche Donald Trump, non è solo New York, ma l'incubo che agita Trump è la Georgia, nubi giudiziarie, scrive l'agenzia ANSA sul futuro politico di Donald Trump. Il caso Stormy Daniels a New York non è la nube più scura. Entro un mese, al massimo 2, è atteso il verdetto in Georgia, l'inchiesta più pesante tra quelle a carico di Trump, quella dalla quale potrebbe uscire definitivamente sconfitto. Da mesi un gran giurì composto da 3 uomini e 2 donne in Georgia sta indagando sulle interferenze di Trump per ribaltare i risultati del voto nella contea di Fulton. Nel suo primo rapporto pubblico la giuria speciale ha rivelato che alcuni testimoni potrebbero aver mentito sotto giuramento e ha raccomandato di incriminare una ventina dei personaggi chiave senza nominare direttamente Trump. I guai, insomma, scrive l'agenzia ANSA, per Trump potrebbero arrivare dalla Georgia più che altro. Qatargate, il compagno italiano Panzeri esce dal carcere e va ai domiciliari, braccialetto elettronico per l'ex eurodeputato PCPD-SPD Camera del Lavoro CGL in carcere dal 9 dicembre scorso nell'ambito dell'inchiesta belga sul Qatargate. Stangata di Pasqua, la benzina torna sopra i 2 euro e non si ricorda una Pasqua, tranne negli anni della pandemia, scrive l'agenzia ANSA, che non abbia registrato dei rincari dei carburanti. Crisi d'ansia per i voti, questa è bella, a Mestre, un rinomato liceo classico, cancella i voti perché sennò creano ansia per gli studenti. Si sperimentano i giudizi anche per fermare il calo delle iscrizioni. La Vil Pecunia. Papa Francesco al carcere minorile di Roma, di Casal del Marmo, nella periferia romana ha celebrato la messa in cena Domini col rito della lavanda dei piedi. Emiliano Fittipaldi, nuovo direttore di Domani, il quotidiano dell'editore svizzero Carlo De Benedetti, che ha silurato Stefano Feltri. L'editore e il consiglio di amministrazione ringraziano peraltro Stefano Feltri, eccetera, eccetera. Il prezzo medio dell'elettricità nel 22 è cresciuto del 100%. Il ministro Fitto dice che sul PNRR nessuna difficoltà nel governo, progetti acritici passino a programmi non a rischio, dice il ministro Fitto sul piano nazionale di ripresa e resilienza, eccetera, eccetera. Runner morto in Trentino, forse ucciso da un orso, e con ciò lasciamo la prima pagina dell'agenzia ANSA di stamani. Dai primo piano della pagina degli esteri della Stampa, ma la notizia, le notizie che arrivano dalla Francia ormai non fanno più notizia, scusate il gioco di parole, insomma non ne parla più nessuno. A Parigi però è assalto ai quartieri chic, ci racconta Danilo Ceccarelli, reportage per La Stampa di Torino, bensì a pagina 18, tuttavia. Incendiata la brasserie La Rotonde, amata da Macron, decine di feriti negli scontri con la polizia, oltre 100 arresti. Insomma, in Francia l'incazzatura non diminuisce, il presidente sprofonda nei sondaggi, superato da Marine Le Pen. Quando i pompieri sono intervenuti, le fiamme avevano già mandato in fumo parte del tendone de La Rotonde, la brasserie amata da Macron. E a proposito di politica estera, la Cina vuole conquistare il mondo, siamo a pagina 19 di Libero in questo caso, un colloquio col presidente del Parlamento di Taiwan, che è l'oggetto degli interessi cinesi. La minaccia di invadere l'isola è un primo passo, spiega il presidente del Parlamento taiwanese Yu Shi-kun. L'obiettivo della Via della Seta è il dominio globale, fa sapere in un colloquio con Marco Respinti su Libero, appunto, il presidente del Parlamento di Taiwan. Vediamo subito gli amici del Quotidiano di Sicilia cosa ci raccontano oggi in prima pagina. Insularità sulla carta, dopo quasi un anno dall'approvazione della legge costituzionale, peraltro, non è stata ancora varata alcuna misura per rendere concreto il principio dell'aggiornato articolo 119 della Costituzione italiana, quello che contiene anche i principi del federalismo fiscale cosiddetto. Nell'ultima legge di bilancio solo 5 milioni per le isole. E poi caro voli, prezzi scandalosi in Sicilia, servono più aerei. Per la siccità arriva un super commissario e intanto sui migranti Sicilia sempre più sotto pressione.
Ieri un vertice tra il presidente Schifani e i rappresentanti del Ministero dell'Interno. Necessario intervenire sugli stati di partenza. È l'ottimo proposito. Il governo nazionale va verso il potenziamento dei centri di accoglienza in Sicilia e in Calabria, il che ci dice che si aspettano naturalmente degli arrivi. Intanto i mali della Sicilia sono cronici. In Sicilia allarme rosso per lavoro nero, evasione, illegalità. Dati dell'Istat e della CGA di Mestre, scrive il Quotidiano di Sicilia. Come dicevamo, la telefonata di Berlusconi apre la prima pagina del Giornale. Io non mollo è il titolo virgolettato, le frasi di Berlusconi che ha chiamato Minzolini dall'ospedale. È dura ma ce la farò, come sempre, ha detto Silvio Berlusconi ad Augusto Minzolini. Il bollettino parla di polmonite più leucemia cronica. La prima si cura con gli antibiotici, la seconda con la chemioterapia. Tutto o quasi sotto controllo, fanno sapere i medici. Già iniziate le cure, Berlusconi migliora. Parla Tajani, Forza Italia è operativa, Silvio incoraggia noi e gli elettori. Il colloquio, tra l'altro, è incorniciato in un bellissimo campo di tulipani, di fiori spontanei o meno, coltivati, eccetera. Il Silvio Berlusconi che troneggia, diciamo così, in un campo fiorito di tulipani, papaveri e altre meraviglie primaverili. Telefonata a sorpresa dal San Raffaele, ce la farò anche questa volta, dice Silvio il Magnifico, sono sempre riuscito a risollevarmi. La chiamata al direttore dalla terapia intensiva con il fratello Paolo e la consorte Marta, scrive il giornale. La prima frase è una promessa, poi gli aneddoti sulla scuola dei salesiani, la politica. Il professore di religione racconta a Berlusconi e a Minzolini ieri era un esule russo, ci mise in guardia sull'Unione Sovietica. Un ricordo del 94. Chiesi se si poteva evitare la vittoria dei comunisti, mi dissero solo se corre lei e io lo feci. Sono riuscito anche in situazioni difficili e delicate a tirarmi su. Appena esco da qui ci vediamo, racconta Berlusconi a Minzolini. E poi i ricordi, quell'insegnante al liceo dei Salesiani ci raccontava ciò che avveniva oltre il muro di Berlino. O scappi o finisci in carcere o peggio. Sottoterra, racconta Augusto Minzolini la sua telefonata con Berlusconi. Poi una pagina, caro Silvio, ti scrivo, pagina 8 del giornale. I lettori non hanno mai abbandonato Berlusconi e in queste ore mostrano tutto il loro affetto, l'orgoglio senza fine del popolo del CAV nei messaggi al giornale. Diavolo di un Silvio, scrive Vince 5019. Anche questa volta ne verrai fuori, alla faccia di chi ti vuole male. Presidente Vecchio Leone guarisca, scrive Emigrato in Felix. Al più presto, preghiamo per lei. Forza Berlusca, scrive Streghetta. Vedi di deludere ancora una volta la brutta gente. In bocca al lupo per la ripresa. Invincibile condottiero, aggiunge Sempreverde, insomma un'intera paginata di lettere e messaggi dei lettori. Ma già che siamo al giornale andiamo a pagina 14 perché Luca Fazzo, valentissimo cronista giudiziario, si occupa del caso Borsellino che tocca un altro ex magistrato, Ayala. Una borsa carica di veleni. Nella sentenza sul depistaggio, oggi variamente commentata dai giornali, i giudici accusano l'ex pubblico ministero e poi politico Giuseppe Ayala. Troppe e inspiegabili le sue contraddizioni. Non ce l'ha mai contata giusta Ayala. Io continuo ad avere grande rispetto per i colleghi, ma sono amareggiato per quel che scrivono nelle motivazioni della sentenza. In quel momento mi ero appena imbattuto nel cadavere dell'amico Paolo Borsellino, senza gambe e senza braccia. Ho fatto fatica a riconoscerlo. C'era questa storia della borsa ovviamente chiusa. Io ignoravo il contenuto della borsa e mi sono confuso a distanza di anni, dopo 15-20 anni. Sono parole di Giuseppe Ayala. Era amico di Paolo Borsellino, scrive Luca Fazzo, fu lui a sostenere l'accusa nel maxi processo a Cosa Nostra istruito dall'amico e da Giovanni Falcone. Oggi, a 30 anni dall'assassinio del magistrato e della sua scorta, ad Ayala tocca difendersi da altri magistrati, quelli che hanno condotto il processo per il depistaggio e indagini sulla strage di Via D'Amelio. Ayala si vede accusare da questi magistrati di avere cambiato troppo spesso le sue versioni su quanto vide in quella terribile domenica di luglio. Va detto che anche la figlia di Paolo Borsellino, Fiammetta, qualche dubbio ce l'ha sempre avuto su Ayala. Il processo sul depistaggio si è concluso senza condanne. Sul banco degli imputati 3 pesci piccoli, 3 poliziotti dell'epoca, 1 assolto, 2 prosciolti per prescrizione, come a dire
Noi la verità sulla vicenda di Paolo Borsellino non la sapremo mai. Punto e fine del discorso. Su Repubblica c'è lo stesso argomento, naturalmente, Borsellino 30 anni di buio. Qui viene tirato in ballo Santino Di Matteo, ex boss di Altofonte, svelò per primo i segreti della strage di Capaci. Di Matteo sa altri segreti ma ha paura di parlare. Insomma, la sentenza è sempre quella. La sentenza vera è: non ne sapremo mai fino in fondo, non sapremo mai fino in fondo la verità su Paolo Borsellino e la sua scorta, ammazzati il 19 luglio del 92, Paolo Borsellino e 5 agenti di scorta. Per i giudici, il pentito Di Matteo conosce particolari su figure istituzionali, ma continua a temere per sé e per la sua famiglia. Lui nega, sono solo fantasie. Italiani, mettetevi il cuore in pace, non ne saprete nulla. Meglio rivolgersi alle cose belle, indubitabilmente belle, fantasticamente belle, eccezionalmente belle, come la crocifissione di Masaccio esposta fino al 7 maggio al Museo Diocesano di Milano, luogo magnifico, peraltro, di fianco c'è un altro luogo magnifico e sono tre cose stupende, il Museo Diocesano, la crocifissione di Masaccio esposta fino al 7 maggio e la chiesa di Sant'Eustorgio, dove c'è anche l'arca dei Re Magi, niente po' di meno. Maddalena, il rosso dell'amore che salva. Ne abbiamo già parlato di questo quadro, commentato da Alessandro D'Avenia sul Corriere della Sera a inizio settimana. Ora c'è una bellissima pagina firmata da Cristiana Maria Dobner su Avvenire, nella pagina di Cultura Agorà, a proposito di questo straordinario quadro di Masaccio. Nella crocifissione di Masaccio, fra l'azzurro spirituale di Maria e il rosso mistico di Giovanni, l'altra figura del quadro, si evidenzia il porpora acceso della donna ai piedi di Cristo, con le braccia alzate e vista di spalle, simbolo dell'umanità intera. Ha il colore rosso, la fiamma, la grazia che avvolge coloro che si lasciano bagnare dal sangue della redenzione e lo accolgono come dono di vita, pronti loro stessi a donarla. E qui facciamo la prima pausa musicale. Arvo Part, Adam's Passion, la passione di Adamo. All'Opera di Roma ha debuttato da poco La passione di Adamo di Arvo Part, compositore estone che ha scritto cose stupende in questo secolo e nel precedente per quanto concerne la musica, sacra anche in particolare, ma comunque la musica tout court, e Robert Wilson alla impostazione, alla regia teatrale, un altro nome mitologico del teatro e della drammaturgia statunitense e mondiale. Una prima che è stata fatta pochi giorni fa, stupenda, naturalmente, e bellissima per chi è a Roma, se la può, credo, anche gustare appieno. La passione di Adamo di Arvo Part e Robert Wilson, due giganti. Ma torniamo alle notizie di oggi, agli articoli selezionati per la rassegna stampa di oggi.
Dicevamo di Borsellino, ma soprattutto di questo quadro magnifico. A Milano lo si può apprezzare e vedere fino al 7 maggio, la crocifissione di Masaccio. Per quanto concerne invece le notizie veramente importanti, giustamente riassunte da Dagospia sotto il titolo Agenzia Masticazzi, con un sondaggio: Cospito non vuole magnà. Che ne pensi? Ipotesi 1, sti cazzi; 2, e sti cazzi; 3, sti gran cazzi. Infatti Alfredo Cospito ha ripreso a mangiare. L'anarchico, ricoverato nel reparto penitenziario dell'ospedale San Paolo di Milano, ha sospeso lo sciopero della fame. Ha mangiato del brodo, l'anarchico, insomma. Il soggetto, il terrorista, ha mangiato del brodo con una bustina di parmigiano. Prosit, scrive Dagospia. Nei giorni scorsi i tribunali di sorveglianza Milano-Sassari avevano rigettato la richiesta di differimento della pena e la detenzione domiciliare per motivi di salute. Si è fatto il brodino con la busta di parmigiano. Intanto Renzi Business Holding, visto che siamo ad Agospia, il neo direttore de Il Riformista, il senatore Matteo Renzi, ha modificato lo statuto della sua holding che si chiama ma.re. Tirando dentro nella holding della famiglia Renzi, niente po' di meno, se non c'è una holding mando vai, se la holding non ce l'hai, tirando dentro anche il figlio 21enne, Francesco Renzi, calciatore del Prato in Serie D. Il figlio di Renzi c'ha una quota del 10% della holding del babbuccio. Il babbuccio numero 1, Tiziano, è impareggiabile, però anche il figlio Matteo non se la cava male. La società allarga il ventaglio di attività, dall'assunzione, gestione, partecipazioni, alle consulenze, alle operazioni immobiliari, commerciali, editoriali. Il senatore semplice di Riyadh, Arabia Saudita, Matteo Renzi, ha creato anche una seconda holding, sempre insieme al figlio. Si concentrerà su consulenza aziendale, comunicazione, eventi. Renzi Business Holding, scrive Dagospia. Per quanto concerne invece la riunione del governo di ieri, il governo ha partorito ieri il decreto siccità, prevale la linea di Giorgia Meloni, scrive Avvenire, in questo caso 1 mese per individuare le opere urgenti. Al commissario per la siccità il compito di selezionarle, cabine di regia che resta a Palazzo Chigi, ma il Ministero delle Infrastrutture di Matteo Salvini sarà centrale. Fondi da stabilire. Sulla concorrenza un altro rinvio, sugli ambulanti si rischia un nuovo caso. E poi c'è un'intervista al, vedremo oggi, citato per altre questioni, il ministro Lollobrigida. Stiamo smontando i pregiudizi su di noi, dice il ministro dell'agricoltura, della sovranità alimentare e delle foreste italiche. Sull'acqua come sul cibo, dice Lollobrigida, abbiamo visione strategica. Lavoriamo tutti nello stesso verso, dice ancora Lollobrigida. La siccità è un'emergenza ciclica, ancor più necessari gli interventi per disboscare sovrapposizioni di competenze e di legislazioni. C'è molto da fare sulla capienza delle dighe. Il lavoro c'è, dice Lollobrigida, ad Avvenire. È assurdo avere persone che restano a casa prendendo il reddito di cittadinanza. La burocrazia non era più abituata all'indirizzo politico, ma adesso sono arrivati loro. E la burocrazia fila dritta. Le opposizioni vogliono cooperare? Contano i fatti, dice il ministro Lollobrigida. Sulla questione del Consiglio dei Ministri di ieri, anche il Tempo di Roma, che si occupa di un'altra decisione. Forze dell'ordine, più di 2000 assunzioni in arrivo. Così ha detto Giorgia Meloni, rafforziamo la sicurezza dei cittadini. In totale 3.150 nuovi posti nella pubblica amministrazione e compensi più alti del 30% per evitare la fuga dei cosiddetti cervelli. Verrà aumentato il personale di carabinieri, polizia, vigili del fuoco, guardia costiera e guardia di finanza. E le eccellenze, gli incentivi per portare i ricercatori scappati all'estero, i cervelli appunto, a rientrare in Italia. Creiamo qui le condizioni migliori, scrive il Tempo. Parla anche il ministro dell'istruzione e del merito Valditara, più professori al sud per frenare l'abbandono scolastico. Un gruppo di esperti lancerà la sfida alla dispersione scolastica e all'assenza di competenza alla fine del percorso di studi. Incentivi economici per gli insegnanti in aree disagiate. Quali? Lo vedremo. Qualche ideuzza ce l'abbiamo già. Pregiudizialmente. Avvocatura dello Stato sarà al fianco dei docenti vittime di aggressioni. A chi picchia verranno anche chiesti i danni di immagine in tribunale.
Il tutor, altra figura nuova. Saranno formati i tutor su base volontaria con un corso e un esame finale. Per loro stipendio fino a 4.700 euro all'anno in più. E a proposito di scuola, anche Repubblica se ne occupa, un piano straordinario per assumere 50.000 insegnanti. Per gli alunni fragili 18-20.000 professori di sostegno. Previsto un anno di prova e un esame per il contratto a tempo indeterminato. 3.000 ingressi nella pubblica amministrazione. 2/3 alle forze di sicurezza, come abbiamo già visto prima. Per quanto riguarda la scuola, sono 50.000 i docenti che saranno assunti a tempo indeterminato. Un piano straordinario. Il ministro Valditara prova ad aggirare l'attesa dei concorsi previsti dal PNRR, che devono chiudersi entro il 31 dicembre 2024 col reclutamento di 70.000 insegnanti. Col PNRR ci stanno a far marciare di quei treni che non finiscono più, come abbiamo visto in questi mesi. Comunque anche 70.000 insegnanti andranno assunti col PNRR. Si apriranno però solo in estate i primi concorsi per 25.000 e così subito un piano straordinario per 50.000. I numeri ti fanno un po' perdere la testa, ma in ogni caso ci sarà particolare attenzione al sostegno. Il programma parallelo porterebbe a un'importante infornata di docenti per l'anno 23-24. Si vedrà. Parla anche Paolo Zangrillo, il fratello, il medico Alberto Zangrillo sta curando Berlusconi al San Raffaele in queste ore. Il fratello, l'altro, Paolo, appunto, è ministro della pubblica amministrazione. Nuove risorse ai piccoli comuni, racconta Zangrillo alla Stampa, uffici pubblici più efficienti, non perderemo i fondi del PNRR. Un patto fra Stato e privati per migliorare i servizi. In arrivo 157.000, se stamattina è la mattina dei numeri, in arrivo 157.000 ingressi nella pubblica amministrazione per garantire il turnover, un fondo ad hoc per i segretari comunali. L'esempio di competenza da imitare è l'ufficio post-sisma in Abruzzo. Di tutto e di più stamattina. E intanto c'è anche il via libera di Mattarella, inteso come il Presidente della Repubblica, che ha autorizzato che cosa? La presentazione alle Camere del disegno di legge contro la carne coltivata a cellule artificiali e compagnia bella, impropriamente detta sintetica, ma quella roba là, insomma. Ha autorizzato la presentazione alle Camere Mattarella del disegno di legge per la sicurezza alimentare che vieta la produzione e l'immissione sul mercato di alimenti e mangimi sintetici. Il disegno di legge potrà iniziare, con la benedizione del Capo dello Stato, il suo percorso parlamentare. 2 pagine dedica la Stampa a questa questione. La carne viva è il titolo delle 2 pagine. Tradizione da una parte, nuove tecnologie dall'altra si scontrano sul cibo. Da una parte la necessità di salvare sapori e aziende, dall'altra la sfida per ridurre le emissioni della mitica CO2, anidride carbonica, 2 visioni opposte che si scontrano nei nostri campi. Il primo racconto ci porta a Carrù, la patria del bue grasso e della omonima fiera con animali stupendi. Tra l'altro il bue di Carrù vuole restare il re. In pericolo l'economia del gusto, dalle stalle sostenibili ai ristoratori un intero comparto è in allarme. Filiera di eccellenza quella di Carrù, provincia di Cuneo, prodotto macellato, ristoranti, eccellenza straordinaria. Dall'altra parte c'è la fabbrica di proteine israeliana. Le nostre bistecche sono più sane. A Rehovot, vicino a Tel Aviv, è già partita la produzione. Giorgia Meloni sbaglia, dicono i ricercatori israeliani della fabbrica di proteine di carne. A proposito di agricoltura, c'è una bella conversazione del professor Franco Battaglia con un altro docente che tanti anni fa avevamo sentito, il professor Luigi Mariani, professore di agronomia oggi all'Università di Brescia. Ma quale crisi? L'agricoltura è in crescita, spiega Mariani al professor Battaglia su La Verità, pagina 4. Le colture di frumento, mais, riso, soia hanno incrementi di produttività del 3% all'anno. Per far fronte alla siccità, il settore necessita di un utilizzo più efficiente dell'acqua irrigua e dello stoccaggio delle piogge nel semestre invernale. Le innovazioni agrarie, spiega il professor Mariani, hanno reso possibile un futuro senza insicurezza alimentare, cioè un futuro tranquillo. Gli allarmi sul clima sono ingiustificati. Le catastrofi meteorologiche sono in calo da 20 anni, dice il professor
Luigi Mariani, che è uno dei docenti universitari realisti, non catastrofisti. Mentre una cosa curiosa la raccontano tanti giornali, uno su tutti, il Corriere della Sera, nelle pagine di cronaca, recita l'Ave Maria in classe e la maestra Marisa Francescangeli, 58 anni, che insegna a San Vero Milis in provincia di Oristano, è stata sospesa per 20 giorni. Il provvedimento dopo la protesta di 2 mamme. Solidarietà dalle altre famiglie. La docente farà ricorso. A Natale aveva fatto realizzare ai bimbi un rosario. A marzo la notifica con la riduzione della paga. Sospesa dalla scuola per aver fatto recitare un'Ave Maria e un Paternoster. E poi c'è invece, nella stessa pagina di cronaca del Corriere della Sera, pagina 23, l'intervista di Rosanna Scardi alla ragazza 21enne violentata a Treviglio. Sul treno con me c'era un passeggero che ha scelto di andare via. Da adolescente avevo già subito un altro abuso, dice la ragazza 21enne, origini toscane, ha denunciato di essere stata violentata sul treno partito da Porta Garibaldi a Milano e diretto a Treviglio, Bergamo, mercoledì mattina. La giovane è abbordata nel sottopasso di Porta Garibaldi da un uomo sui 40 anni, carnagione scura, al quale aveva chiesto informazioni. L'uomo, poi salito sullo stesso treno, l'avrebbe bloccata tra finestrino e sedile violentandola. Lei avrebbe anche perso i sensi. La 21enne ha raccontato che un altro passeggero ha notato la scena, invece di intervenire li ha lasciati soli. Allontanandosi è venuto a prendermi il papà in ospedale, con lui c'era anche il mio fidanzato, avevo bisogno di loro, racconta la ragazza. A proposito di ragazzi minori, un arresto al giorno, scrive in cronaca di Milano il Corriere della Sera. Il cosiddetto disagio giovanile ora è strutturale, l'allarme della presidente del Tribunale di Milano. Crescono i reati violenti, cresce anche lo spaccio. Un arresto di minorenni al giorno in quel di Milano, a volte anche 2. Il numero di minorenni fermato dalle forze dell'ordine è altissimo, dice la presidente del Tribunale dei Minori, Maria Carla Gatto. Dal 6 marzo, giorno in cui è stato aperto il centro di prima accoglienza IPM Beccaria, i ragazzi arrestati sono stati 33, in crescita del 136% rispetto all'anno pre-Covid 2019. E veniamo al ministro Coccodè. Così Marco Travaglio inquadra la questione che riguarda il già citato, per altri motivi, ministro dell'agricoltura, ovvero il cognato d'Italia, come lo chiama qualcuno, il ministro Lollobrigida. Perché ministro Coccodè? Perché la gallina che canta ha fatto l'uomo, no? Coccodè. Quando la deputata Fratelli d'Italia, Rachele Silvestri, ha scritto al Corriere della Sera per spegnere un gossip sul bebè che avrebbe avuto da un ministro sposato del suo partito, abbiamo pensato a un tragico autogol, scrive Travaglio. Ora quel gossip, prima noto a poche centinaia di persone, lo conoscono tutti. Abbiamo anche pensato che non fosse una grande idea per il ministro cognato Francesco Lollobrigida presentarsi ai cronisti a compiangere la deputata Silvestri e a sfidarli con aria minatoria a fare il nome di Mister X, anche perché pure lui, il 15 marzo, aveva inscenato un pianto greco sul Corriere della Sera dicendo: di me si dice tutto, aveva detto il cognato ministro, finisco pure nel gossip, è tutto assolutamente falso. Purtroppo l'intervistatore, scrive Travaglio, non domandò quale fosse quel gossip falso. Se di solito la gallina che canta è quella che ha fatto l'uovo, figurarsi quella che canta 2 volte in 20 giorni. Era da quando B. svelò davanti a un attonito premier danese Rasmussen il gossip su sua moglie Veronica e Massimo Cacciari che qualcuno non tentava di spegnere una vocina amplificandola a 1.000.000 di decibel. Ma avevano ragione Rachele e Lollo e torto noi che ci ostiniamo a ragionare come se esistesse l'informazione. I TG ignorano la notizia, i giornali la depistano, evitando di unire i puntini o unendo quelli sbagliati, in nome della solidarietà femminile contro il sessismo, che qui non c'entra nulla, e stabilendo che si tratta certamente di calunnia e storia non vera. Dunque il ministro Coccodè, quello che ha cantato 2 volte, avrà fatto lui l'uovo, anzi fecondato l'ovulo per essere più precisi. In ogni caso c'è perfino chi la frulla con un altro pianto greco, scrive ancora Travaglio. L'altro caso è quello della compagna di Ellie Schlein, vittima del vile attentato di Diva e Donna, la pubblicazione di Urbano Cairo, Corriere della Sera, che ha osato fotografarla come se la relazione affettiva della leader del secondo partito, il PD, da lei stessa svelata in interviste e comizi,
Sono Ellie, sono una donna, amo un'altra donna, non sono una madre, ma non per questo sono meno donna, aveva detto Ellie Schlein. Ebbene, tutto ciò doveva restare segreto. Tutto per non notare la cupa atmosfera di ricatti, almeno potenziali, il pasticciaccio, e lo rende tutto politico, da quando la deputata l'ha reso pubblico. Se dici che gira voce che il tuo bebè sia figlio di un big di Fratelli d'Italia, tu e lui dovete dire chi è. Se dici che la notizia è uscita su qualche organo di informazione, devi dire quale, e infatti non è mai uscita. Se dici che sei stata costretta al test del DNA, devi dire chi ti ha costretto. E prima o poi qualcuno ti chiederà di mostrarlo quel test, perché i malevoli sospetteranno che non dica ciò che tu gli attribuisci. Se spiattelli tutto al Corriere, tirando in ballo un pezzo grosso del tuo partito, devi raccontare se ne hai parlato, con lui o con altri. Se dici che la calunnia per attaccare figure del mio partito è nata da cacicchi in cerca di gloria e da un uomo, probabilmente un politico, devi dire chi sono e denunciarli per diffamazione. Perché con quella lettera tu, cara onorevole Silvestri, non hai chiuso il caso, hai aperto il vaso di Pandora. Dall'altra parte c'è appunto il pianto greco della compagna di Ellie Schlein, che si dice vittima del vile attentato di chi l'ha fotografata. Insomma, è stata Ellie Schlein a dire c'è una compagna, non è strano che si vada a pubblicare la foto della compagna di Ellie Schlein. Detto ciò, c'è un altro articolo interessante sul ministro Coccodè, ovvero sul ministro Lollobrigida, ed è Giacomo Amadori a scriverlo per La Verità. Fango su Fratelli d'Italia, la fonte del gossip su Lollobrigida, il quale ha detto voglio vedere chi è il primo che dice il nome di chi ha messo incinta presuntamente, falsamente la deputata Silvestri. Adesso il nome l'hanno fatto tutti, è Lollobrigida, si parlava di lui, tutti lo sapevano, dietro le quinte, adesso lo sanno tutti gli italiani. Comunque, la fonte del gossip su Lollobrigida, scrive chiaramente oggi La Verità, è lui l'oggetto del gossip, è un amico di Gelli, inteso come Licio, il materassaio più famoso d'Italia, e del Giro Etruria. Banca Etruria, vuoi vedere che c'entra la famiglia Boschi? Vedi alla voce Maria Elena e suo papà. A settembre Gianmario Ferramonti, altro soggetto che tanti anni fa bazzicava in ambito Lega, la vecchissima Lega Nord, aveva provato a rifilarci una polpetta avvelenata sulla paternità smentita del ministro Lollobrigida con una collega di partito. I rapporti con Flavio Carboni, poteva mancare parlando di Gelli, e gli incroci con Babbo Boschi, un altro in odore di massoneria toscana. Da mesi a Roma circolano mormorii che individuano nel ministro Lollobrigida il vero padre del figliuolo di Rachele Silvestri, la deputata ex 5 Stelle, ora Fratelli d'Italia, che ha cantato sul Corriere della Sera. La Silvestri ha deciso di denunciare le malelingue appunto con una lettera al Corriere della Sera in cui ha scritto: un mese fa una persona amica mi racconta che gira la voce che il mio bambino non sarebbe figlio del mio compagno ma di un politico molto influente di Fratelli d'Italia a sua volta sposato. Mio figlio sarebbe nato da relazione clandestina grazie alla quale io avrei ottenuto la mia candidatura. Riuscite solo a immaginare come mi sono sentita? Scrive la deputata di Fratelli d'Italia Silvestri. Male, malissimo, scrive Amadori, e per colpa di questo schifo, come lo definisce lei, è stata costretta, ha usato questo termine, a fare il test di paternità per il bambino nato a dicembre, esame che ha accertato che il paparino è proprio Fabio, il suo compagno, e non il ministro Coccodè. La Silvestri ha provato a tracciare l'identikit del diffamatore. L'unica cosa che so, chi si è inventato questa storia, è un uomo, probabilmente un politico. Qualcuno dice che la calunnia sia stata pensata per attaccare figure del mio partito, per insinuare degrado da basso impero. Altri mi dicono, ha scritto la Silvestri, che sia nato da cacicchi, in cerca di gloria. Qualunque sia la ragione, mi fa orrore. La parlamentare però non ce l'ha solo con l'untore senza volto e scrive: molti, cioè altri, hanno scelto di condividere un'evidente calunnia di telefono in telefono, di chat in chat, rendendosi complici di questo schifo, e anche chi sa, ma ha deciso di non parlare, lo è inteso come complice. Ebbene, noi qualcosa sappiamo e quindi parliamo, scrive il callido Giacomo Amadori sulla Verità di oggi, a pagina 15.
Comunque questo tanto per dare l'idea dell'ambientino, no? Bellissimo l'ambientino che viene fuori da questa storia, la politica italiana. La maldicenza sul ministro Coccodè era arrivata sul nostro cellulare. Tra l'altro oggi viene pubblicata anche la chat con Gianmario Ferramonti dalla Verità, no? Caro, scrive il Ferramonti a Giacomo Amadori, ti interessa un gossip pruriginoso? La candidata FDI Silvestri, ex 5 Stelle, abito rosso, è gravida. Sai di chi? Mister Cravatta Azzurra, tal Lollo, che l'ha imposta candidata in Abruzzo. Come vedi, sotto il sole non cambia mai nulla, scriveva il Ferramonti a Amadori, che scriveva a sua volta: ma Lollo non è il cognato di Donna Giorgia? Appunto, e che caso, la sorella cornutazza è. In ogni caso, la maldicenza era arrivata sul nostro cellulare, scrive Amadori, questa era la chat, sotto forma di messaggino il 14 settembre, 10 giorni prima delle ultime elezioni amministrative. A offrire la maldicenza sulla sorella di Giorgia Meloni, cornutazza, e sul ministro Coccodè, vero padre del figlio dell'ex parlamentare 5 Stelle, oggi Fratelli d'Italia, Silvestri, che adesso ha scritto sul Corriere della Sera, a offrire questa chicca, diciamo così, di schifosi, era Gianmario Ferramonti, imprenditore, politico di origini bresciane, che ha vissuto il travagliato passaggio dalla prima alla seconda Repubblica, non senza qualche patema. Era stato nella Lega, mi sembra, della Val d'Aosta, una roba del genere. Era stato protagonista anche dello scandalo Phoney Money, qualcuno se lo ricorderà, una bufalotta di quelle enormi cialtronerie massoniche. Tutta una robaccia schifosa. Comunque, al di là di questo, è ancora in giro questo qui. Noi lo avevamo conosciuto, scrive Giacomo Amadori, nel 2016, quando era stato coinvolto nella famigerata ricerca di manager e di fondi per il salvataggio di Banca Etruria. Per quell'impresa, il vicepresidente della banca toscana, Pierluigi Boschi, papà di Maria Elena, si era rivolto al pluricondannato faccendiere Flavio Carboni, buono quello, che a sua volta aveva chiamato in aiuto un altro buono, Ferramonti, appunto questo qua, il quale spiegò in un'intervista dell'epoca: con Flavio Carboni sono amico da 30 anni, persona stimabilissima, l'hanno coinvolto in qualsiasi scandalo accaduto nella Prima Repubblica, ma è uno pulito. Negli ultimi 2 anni abbiamo ripreso a frequentarci. Un po' di tempo fa a Roma mi ha chiesto un favore Carboni, di indicargli un nome che potesse ricoprire il ruolo di direttore generale di Banca Etruria, perché serviva a Pierluigi Boschi, un altro babbuccio di quelli importanti, il babbuccio in questo caso di Maria Elena. Dopo che svelammo il piano Ferramonti, sbottò: stanno cercando di far cadere il governo Renzi per 4 bazzecole, tentativo maldestro. Ferramonti incolpò dei nostri articoli niente meno che Silvio Berlusconi, pur ammettendo che poteva sbagliarsi. Nel 90, questo Ferramonti, questo bel tipo che adesso ha messo in giro le voci sul ministro Coccodè e la deputata messa incinta, nel 90 era sceso in campo con la Lega Nord, assumendo anche la carica di amministratore della Pontida-Fin, la società finanziaria della Lega che controlla un po' il tutto, e sostiene di aver partecipato attivamente alla creazione di Alleanza Nazionale, alla nascita di Forza Italia, tanto da scrivere sul tema una lettera aperta a Berlusconi, e della Casa delle Libertà. Nel 95 aveva fondato il Partito Federalista con l'ideologo Gianfranco Miglio, il professor Miglio. Nel 96 la sua ascesa si interrompe, viene arrestato su ordine della Procura d'Aosta per la presunta megatruffa, eccola qua, Phoney Money, legata a dei bond, delle obbligazioni, e viene indagato in un fascicolo parallelo denominato Operazione Lobbying, che ipotizzava la costituzione di un'associazione segreta che avrebbe fatto capo proprio a Ferramonti e a un suo amico americano, tale Enzo De Chiara. Nel 2005 Ferramonti viene assolto da ogni accusa e riprende la sua attività politica, provando a riunire quel che resta dei vecchi democristiani o fondando movimenti come Popolo del Web e Partito delle Aziende. Ferramonti, assai trasversale ma di provata fede atlantista, si tuffa nella campagna elettorale del 2016 pro Donald Trump
e marcia al fianco dei gilet gialli nostrani guidati dal sanguigno generale Antonio Pappalardo, un altro di quelli buoni, ve lo ricorderete sicuramente. Nel 2021 Ferramonti viene intervistato da Report e rivendica di essere un tifoso di Matteo Renzi e di Maria Elena Boschi, volendo, come i due ex piddini, bucare le gomme al governo giallo-rosso di Giuseppe Conte. E per esempio mostra un messaggio inoltrato a Maria Elena Boschi. Già lui aveva lavorato per il papà, diceva lui, no? Per Banca Etruria. Il messaggio è: se buttano giù questo cretino di Conte, una mano gliela diamo, qualche milione di voti ce l'abbiamo. Hai capito? La Boschi, all'inviato della trasmissione Rai, spiegò di non avere mai risposto a questo messaggio che le mandò il Ferramonti, il quale invece confermò di poter muovere milioni di elettori appartenenti ad associazioni di categoria. Da sempre vicino ad ambienti massonici, l'affaire Carboni Etruria Docet, nel dicembre del 2015, ai funerali di Licio Gelli, questo Gianmario Ferramonti si prende la scena e davanti ai microfoni lancia messaggi sibillini su presunti documenti ancora inediti di Licio Gelli che consentirebbero, se divulgati, di riscrivere passaggi cruciali della storia politica recente. A questo lobbista, però, i neopotenti stanno sul gozzo, forse perché troppo impermeabili ai suoi progetti. Col tempo, nonostante avessimo rivelato il suo coinvolgimento nel caso di Banca Etruria, Ferramonti aveva provato a inserire anche noi nella sua rete di contatti, invitandoci a svariati incontri. Il 14 settembre, 10 giorni prima delle ultime elezioni, aveva provato a propinarci il presunto scoop su Lollobrigida, che certo, se confermato, avrebbe potuto agitare gli ultimi giorni della campagna elettorale. E scriveva così il Ferramonti all'Amadori, quello che abbiamo letto prima: ti interessa il gossip pruriginoso, eccetera, eccetera. Una frase scritta sotto una foto che gli era stata inoltrata da qualcuno. Si vedevano diversi politici per la campagna elettorale, 8 persone. Il terzo da sinistra era Lollobrigida, l'ultima a destra la deputata Silvestri, già in tenuta pre-maman e col pancione, incinta, insomma. Il messaggio di Ferramonti proseguiva: la candidata Silvestri, ex 5 Stelle, abito rosso, è gravida, sai di chi? Di Lollo, eccetera, eccetera. Non sappiamo se Ferramonti si sia rivolto a noi, racconta oggi Giacomo Amadori, perché sperava che pubblicassimo la notizia o affinché iniziassimo a parlarne in giro. Trattandosi di questioni molto personali, abbiamo ritenuto di non dar peso alla vicenda, come avevamo fatto anni prima, quando un chiacchierato personaggio ci aveva assicurato che una nota ministra era andata ad abortire a Londra perché incinta del suo leader, spazzatura che avevamo cestinato. Ma quando nei giorni scorsi abbiamo visto la notizia della Silvestri e di Lollobrigida circolare senza nomi su alcuni siti che vanno per la maggiore, hanno iniziato a telefonarci personaggi di estrazione molto diversa, compreso qualche magistrato, per soffiarci nell'orecchio l'indiscrezione, allora, scrive Giacomo Amadori, abbiamo ritenuto che fosse arrivato il momento di fare qualche verifica. Dentro a Fratelli d'Italia abbiamo trovato tutti tranquilli, quasi divertiti. Ci è stato confermato che la voce girava, che qualcuno aveva scritto ad Arianna, la sorella di Giorgia Meloni, moglie di Lollobrigida, offrendole solidarietà. Ma si trattava di una bufala e la Silvestri aveva deciso di rilasciare un'intervista per smentire quelle voci. Non ne poteva più. Ovviamente ci siamo offerti di ospitare sulle nostre pagine lo sfogo della Silvestri, ma alla fine la deputata ha scelto la lettera al Corriere della Sera, mentre Lollobrigida, sempre col Corriere, lo scorso 15 marzo aveva confessato l'esistenza della diceria. Ormai Dimessi dice tutto, aveva detto il ministro, finisco nel gossip, è tutto falso, senza specificare cosa fosse assolutamente falso. Da qui il nome che gli ha affibbiato Travaglio di ministro Coccodè, quello che ha cantato 2 volte. Non sappiamo chi abbia iniziato a diffondere la storia, ma certamente Ferramonti ne era informato tempo fa. Nell'occasione non aveva mostrato simpatia per la Meloni. Ci aveva detto che a Washington nessuno prendeva sul serio la fascionana, nonostante la futura premier, essendo entrata in Aspen Institute, credesse di essere la benvenuta nei circoli atlantici.
Dopodiché il Ferramonti ci aveva spedito il logo del partito unico dei cialtroni, in cui figuravano tutti gli schieramenti, compreso Fratelli d'Italia. Successivamente ci aveva inondato di documenti, video e messaggi da complottismo spinto. Argomenti: massoneria, servizi segreti deviati, mafia, stragi, colpi di Stato, guerra fredda, terrorismo, intrighi vaticani, Covid, Big Pharma. Il 24 gennaio Ferramonti ci ha spedito a sorpresa il santino elettorale di un candidato in Regione Lazio del partito della Meloni e ci ha inoltrato un messaggino della detta stampa del politico di Fratelli d'Italia. Buonasera, dottor Ferramonti. Quando vuole possiamo sentirci per organizzare un'intervista o un articolo col giornalista Giacomo Amadori. Un'iniziativa, quella del quasi settantenne bresciano, presa a nostra insaputa. Ma invece di arrabbiarci abbiamo lasciato che Ferramonti continuasse a scriverci senza rispondere, conclude Amadori. Il 7 febbraio ci ha inviato un volantino critico verso Giorgia Meloni, in cui venivano messe a confronto le posizioni della Premier prima e dopo la sua elezione su MES, accise e POS. Dopodiché più niente fino alla lettera della Silvestri al Corriere. Quando gli abbiamo fatto notare la smentita della deputata, Ferramonti non è arretrato di un passo. E cosa doveva fare secondo te? A questo punto gli abbiamo chiesto se fosse contattabile la sua fonte e lui ha replicato: troppo tardi, ma chiedi all'ambiente intorno a GM. Sembra che i veleni non siano ancora finiti, conclude sibillinamente il callidissimo Giacomo Amadori sulla Verità di oggi. Chiudiamo il gossip, andiamo a prescrizioni, processi. Chi è il padrone di Matteo Renzi, direttore del Riformista? Il padrone, il proprietario del quotidiano, è Alfredo Romeo. Matteo Renzi non è direttore responsabile, ovviamente, è direttore editoriale, che è tutta un'altra roba. È come Vittorio Feltri rispetto ad Alessandro Sallusti. Alessandro Sallusti è il direttore responsabile di Libero, Vittorio Feltri è il direttore editoriale. Renzi fa lo stesso al Riformista. Il proprietario del Riformista è Alfredo Romeo, uomo dal lungo curriculum professionale ma anche giudiziario, scrive oggi il Fatto Quotidiano. Romeo cominciò molti anni fa nella prima Tangentopoli, anni 90. Romeo a Napoli fu condannato per mazzette miliardarie al deputato democristiano, mister Preferenze, Vito, e altri intorno alla gestione del patrimonio pubblico comunale. Condanna a 2 anni e 6 mesi, annullata nel 2000 dalla Cassazione per prescrizione, dopo la riqualificazione del reato da corruzione per atto contrario ai doveri d'ufficio a corruzione per atto d'ufficio. Nel 2008 poi Romeo è stato arrestato e rinviato a giudizio per gli appalti del cosiddetto Sistema Romeo. L'accusa: aver messo a libro paga mezza politica a Napoli per farsi cucire addosso le delibere denominate Global Service. Ne esce con la assoluzione totale. Nel marzo 17 Romeo è stato assolto in un processo che lo accusava di abusi edilizi per la costruzione di 2 piani di un lussuoso albergo su Via Marina. Un'altra indagine per peculato intorno alla gestione del patrimonio immobiliare del comune viene chiusa nel 2019 con l'archiviazione. Dunque ha incassato assoluzioni Romeo. È innocente, è risultato sempre innocente. Oggi però ha diversi processi in corso. Nel 17 è stato arrestato nell'ambito di un'inchiesta romana, bla bla bla. Insomma, finora è stato sempre assolto. Con ciò lasciamo il caso Romeo. In prima pagina, a proposito di Romeo, il direttore, per il momento ancora lui responsabile del Riformista, Piero Sansonetti, si occupa del caso Borsellino. Fu strage di Stato. Volevano fermare il dossier Mori su appalti e politica e mafia e poi depistarono. Così scrive Piero Sansonetti oggi sul Riformista. Sul quotidiano Il Foglio invece vi segnalo molto rapidamente un articolo dedicato alle 1472 pagine di motivazioni del processo Bellini per la strage di Bologna, altra vicenda giudiziaria dalla quale ogni tanto emergono cose. Emanuela Orlandi non c'è ed è una mancanza perfino notevole, ironizza Il Foglio in prima pagina, visto che nelle 1472 pagine delle motivazioni per il processo Bellini, strage di Bologna, i giudici della Corte d'Assise di Bologna non si sono fatti mancare nulla della teoria del doppio Stato, da Moro all'omicidio di Piersanti Mattarella, da Ustica a Pecorelli, da Sindona a Pinelli. Il grande disegno eversivo all'italiana. Tutto spiegato, tranne la povera Emanuela Orlandi, ironizza appunto Il Foglio. Insomma, in questa sentenza
Sulla strage di Bologna c'è di tutto, la solita storia dei complottismi all'italiana. Con ciò lasciamo anche la prima pagina del Foglio. Vi segnalo su Italia Oggi una bella conversazione di Alessandra Ricciardi con l'ex sindaco di Milano, già vicepresidente di Asso Lombarda e di Federmeccanica quando entrò in politica nel 97, ovvero Gabriele Albertini. Non c'è Forza Italia senza Berlusconi, Forza Italia è Berlusconi. Non ci sono eredi e lui stesso non ne ha mai voluti, dice l'ex sindaco di Milano Albertini. Innanzitutto gli auguro di riprendersi. Una riflessione attenta dovrebbe portare anche i suoi detrattori a riconoscere che è il politico più importante degli ultimi 30 anni. Escludendo alcuni svarioni caratteriali, la storia del paese senza di lui sarebbe stata diversa. Berlusconi aveva visione liberale pragmatica, da uomo del fare. Per la sua discesa in campo arruolò imprenditori, intellettuali, uomini delle professioni. Io stesso fui chiamato da lui. Senza Berlusconi non avrei mai pensato a candidarmi a Milano, dice Albertini. Sul sussidiario.net parleremo quest'oggi con Alessandro Cappello, coordinatore editoriale come tutti i venerdì. Alle 8.30 però abbiamo un altro ospite che è illustre collaboratore del sussidiario. C'è un suo articolo anche oggi, il professor Fabrizio Pezzani, tra pochi minuti. La riforma del patto di stabilità. In primo piano un'intervista sul sussidiario.net di stamani al professor Massimo D'Antoni, docente di scienze delle finanze all'Università di Siena, i dettagli tecnici del patto di stabilità, della riforma del patto che possono condannare l'Italia. Alla fine del mese di aprile potrebbe riprendere il confronto sulla riforma del patto di stabilità. Attenzione, questa può essere la condanna per l'Italia. Il professor Pezzani, che avremo con noi tra poco, Fabrizio Pezzani, si occupa di finanza e politica e ci riporta al 2011, la terza puntata del suo articolo su finanza e politica, l'attacco all'Italia, rimasto impunito. Gli hedge fund, fondi speculativi, grazie alla connivenza delle agenzie di rating, nel 2011 sono stati in grado di destabilizzare l'Italia con un attacco doloso, scrive il professor Pezzani. A proposito di Europa, non perdetevi il commento su Cronaca Vera e su frontedelblog.it di Edoardo Montolli. Cosa sta a fare ancora l'Italia in Europa? La risposta è certa, lo zerbino. E il nostro Montolli mette in fila uno ad uno una serie di fatti, dal MES al PNRR, dai biocarburanti alla casa e tutto il resto, delle decisioni europee degli ultimi mesi e quelle ancora in itinere, per cui né l'Europa né gli alleati e nemmeno i nemici prendono l'Italia sul serio. A ogni giro di boa, a ogni questione, l'Italia viene umiliata e bastonata in Unione Europea. Dagli aiuti di Stato ai motori elettrici, dalle bollette ai vertici coi capi di Stato, reazioni zero. A proposito di Europa, sulla Stampa di oggi c'è un'intervista di Donatella Stasio al presidente della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, Koen Lenaerts. L'Unione tutela i diritti dei figli e delle coppie gay. Gli Stati membri si adeguino, dice il presidente della Corte di Giustizia, che dovrebbe essere il cui compito dovrebbe essere quello di uniformare le legislazioni appunto dei diversi stati. A proposito di Europa, Federico Punzi su Atlantico Quotidiano si occupa di Emmanuel Macron e Ursula von der Leyen che sono andati da Xi Jinping, prove di disaccoppiamento dagli Stati Uniti. Macron e von der Leyen in Cina per salvare la transizione green, ratificando la nuova dipendenza dell'Unione Europea dalla Cina. A proposito di Cina, su Avvenire, pagina 3, la risposta europea alla Cina porta le infrastrutture nel sud. Nell'Africa entra nel vivo il programma europeo, il programma denominato Global Gateway, che dovrebbe fare concorrenza alla Belt and Road Initiative, la via della seta cinese. Si chiama appunto Global Gateway, prevede 300 miliardi di investimenti, per lo più con garanzie pubbliche, investimenti privati e opere pubbliche. L'obiettivo? Una rete di connessioni a livello internazionale. Tra le priorità la transizione digitale e quella energetica. Ai paesi sono richiesti trasparenza, rispetto dei diritti ed è rivolto il tutto all'Africa, al Nord Africa e ai rapporti con l'Europa. Fibra ottica tra Nord Africa ed Europa, un grande impianto idroelettrico per il Congo, fotovoltaico in Niger
eolico e solare in Bangladesh, idrogeno verde in Colombia, acqua potabile per l'Ecuador. In tutto il sud del mondo l'Europa con Global Gateway ci mette 300 miliardi di investimenti. Vedremo. Nel frattempo, scrive Tempi.it, la Cina punta al controllo dei mari, gli Stati Uniti in contromossa, la marina cinese è già la più grande del mondo ed è la principale preoccupazione della difesa americana, scrive Rodolfo Casadei. È presto per parlare di OPA, cioè di offerta di acquisto sul dominio dei mari, ma rincorrere l'espansione navale della Cina non sarà facile contro misure di Biden e degli alleati. A proposito degli Stati Uniti, su scenari economici.it, più 319% di licenziamenti negli Stati Uniti rispetto a un anno fa. Intanto il sociologo paragrillino Domenico De Masi, intervistato sul fattoquotidiano.it da Peter Gomez, racconta negli anni 90 è stato Draghi a svendere l'argenteria del nostro paese. Ammiro Draghi per la sua astuzia luciferina. Fece fare la cosa più di destra, le privatizzazioni, a 4 governi di sinistra. Il 2 giugno del 92 salì sullo yacht Britannia col fior dei finanzieri mondiali. Fece un discorso bellissimo. Per loro, naturalmente, dice il sociologo De Masi. Stai ascoltando Radio Libertà. la tua voce